più che un'ambizione, diciamo, è stata un'insistenza per prima cosa dal passato sindaco Gildo Salton, che era amministratore in una delle mie aziende, quindi continuava a dirmi: perché non compri il castello? E io ho fatto l'errore dopo qualche volta di venirlo a vedere, mi sono accorto di questa dimensione enorme, di questa sfida, a me piacciono le sfide, e quindi dopo anni di insistenza dei salesiani, di raccomandarmi l'anima a Dio, comprando il castello, dandogli quindi un buon obolo ai salesiani, l'ho comprato contro anche il parere dei miei commercialisti, avvocati, di mia moglie e di molte altre persone che mi dicevano, tutte comprese le mie due figlie: papà, ma perché vuoi comprare il castello? L'ho comprato per un atto, diciamo, di generosità e per una sfida di vedere rinascere, diciamo, un monumento storico che stava andando veramente in rovina. Il restauro è stata una grande sfida, nel senso che dovevamo inventarci una serie di attività. Io, avendo girato il mondo, ho vissuto un buon 80-90% del mio tempo in hotel, che erano quasi sempre uguali, che fossero a Pechino o a New York oppure in Australia. Lo standard degli hotel è quasi sempre con gli stessi mobili, con gli stessi letti, eccetera. Qui si trattava di inventare o reinventare un uso di Castelbrando, e quindi abbiamo dotato di un accesso perché la gente potesse salire pur parcheggiando a basso. L'abbiamo dotato di teatri per fare conferenze, di bar, di ristoranti, di aree museali per raccontare la storia di Castelbrando, e così via via mi sono innamorato del restauro. Ho visto quanta tecnologia, perché di questo si tratta, avessero i nostri avi centinaia di anni fa, eccetera, nel creare praticamente gli ornamenti, le pietre, nel lavorare i pavimenti, i soffitti, i decori, come vediamo Castelbrando abbastanza pieno, insomma. E quindi il progetto ha visto nascere 50 camere di hotel, 2 ristoranti, una serie di bar perché rifacciamo vivere tutte le aree, compreso, non so, la cantina di Ottone, dove c'è il forno di epoca romana, così come il cocktail bar Donatello, dove il Donatello con la vedova del Gattamelata ha riscritto per ben 8 volte il contratto per fare la famosa statua che c'è a Padova, la statua equestre del Gattamelata, che nel contempo era mancato. Perché prima o poi, pensavo già 20 anni fa e oggi si sta realizzando, il Prosecco sarebbe diventato importante quanto lo Champagne, forse di più. Ma non solo, l'area collinare con le Prealpi, poi le Dolomiti alle spalle, Venezia a 2 passi perché si raggiunge in meno di un'ora, potesse rappresentare uno sviluppo turistico di gente internazionale. Tant'è vero che oggi Castelbrando supera il 50% di clienti internazionali. Questo che cosa può rappresentare per il futuro? Che ancora i produttori di Prosecco non l'hanno proprio ben capito, perché ci hanno visto quasi come un concorrente nell'area, anziché una perla e una sinergia potenziale per i produttori di Prosecco, che possono fregiarsi di avere un ristorante, un hotel, diciamo un monumento storico dove far soggiornare i loro clienti più importanti. E quindi questo tipo di sinergia si sta raggiungendo con molta fatica in 20 anni, che io speravo invece che in 2-3 anni questa consapevolezza, se vogliamo così chiamarla, si raggiungesse. Comunque stiamo camminando sulla strada giusta.